Senti calamita, cosa me capita? Me capita una carta che sono in chiama. Me capita una carta che sono in chiama. Quando si parla di alpini non si può non parlare della coralità alpina e lo sappiamo, nella serata del sabato della Dunata Nazionale tanti sono i cori che si esibiscono in tanti luoghi della città che ospita la Dunata. Questa sera siamo a Biella, nella chiesa di San Paolo, e il nostro coro ANA sezionale ha dato bella mostra e bella prova di sé. Com'è andata? È sempre una grande emozione perché quando si canta in questi contesti si trasmette proprio il cuore del nostro repertorio, dei nostri valori, del nostro modo di sentire proprio la musica del canti degli alpini, e il pubblico lo percepisce e con gli applausi calorosi ci sostiene e ci segue. Che brani avete fatto e com'è stata la risposta appunto del pubblico? Abbiamo fatto una carrellata di brani dalla partenza del soldato con la cartolina di precetto, la prima guerra mondiale, la campagna di Grecia, Albania, la Russia. Abbiamo ricordato gli 80 anni della liberazione con un canto dedicato ai partigiani. Abbiamo finito invece con un inno alla pace dove dice mai più la guerra e mai più l'uomo contro l'uomo. So che la vostra trasferta piemontese è iniziata qualche giorno fa. Quali sono stati i vari appuntamenti, quali sono state le tappe di avvicinamento alla Dunata? Abbiamo fatto ieri sera, venerdì sera, un concerto nella chiesa di Villanova, ospiti del gruppo Alpini Locale, e stamattina c'è stata invece a Salussola una messa con sfilata e cerimonia di deposizione dei caduti della corona d'alloro, una messa appunto dell'Alpino con vari gruppi che erano ospitati là in quella zona, e insomma è stata una bella cerimonia. Il parroco ci ha accolto con grande entusiasmo, è stato un bel momento anche quello. E i suoi coristi come si stanno comportando in questa Dunata? Diciamo che l'entusiasmo ieri era alle stelle, proprio stanchi un po' per il viaggio, hanno cantato, hanno fatto. Stasera ero un po' sulle spine perché non so se era rimasta voce, ma invece sono stati bravi, hanno risparmiato un po' anche la voce per questa sera, hanno fatto un bel concerto, la chiesa era piena di gente, insomma sono riusciti a fare una bella performance. E lei, direttore, ha diretto anche l'ultimo canto con tutti e tre i cori che hanno preso parte a questa serata, e il titolo è quello classico. Sì, ormai è un classico, alla fine ci troviamo tutti insieme e cantiamo Il Signore delle Cime, dedicato a tutti gli alpini andati avanti e che non ci sono più con noi, ma sono sempre nel nostro cuore e nella nostra memoria.